Stai ascoltando il podcast Il Confine, Storia Nord-Est. Attenzione, la parte finale di questa puntata è di forte impatto emotivo per i nati in Friuli prima del 1970. Il petrolio di Oculis. Il petrolio ve lo trovo io. Un ingegnere ottantenne afferma di aver scoperto un giacimento di idrocarburi in Friuli con l'aiuto di una misteriosa macchinetta di sua invenzione. Un gruppo di industriali ha tanta fiducia in lui da investire $500 miliardi nelle ricerche. Così titolava il settimanale Epoca nel marzo 1976, dedicando ben 6 pagine al pozzo petrolifero di Oculis, di San Pietro a Natisone, in provincia di Udine. Dopo i primi sopralluoghi e lavori di dicembre, finalmente, dal 16 gennaio 1976, diventa operativo il traliccio di circa 20 metri, piantato in mezzo a un campo di grano turco, tra il paese di Oculis e il fiume Natisone. Negli anni 70, il Friuli è considerato zona petrolifera e anche l'AGIP ha eseguito dei sondaggi sui colli di Butrio e sul monte Bernadia, sopra Tarcento. Ma lo scavo di Oculis è considerata una strana scommessa, che l'anziano ingegner Cesare Carminiani vuole portare avanti grazie alle sue ricerche, che sostengono ci sia un giacimento a 1600 metri di profondità, grande circa 8 x 3 km. Inoltre sostiene di aver individuato anche un giacimento sul Carso, a ridosso di Trieste. Tutta l'area tra Cormons e Chiusaforte e un altro oltre Sacile verso il Veneto. L'investimento di denaro è colossale, $500 miliardi, fatto confluire nell'azienda SARM da vari imprenditori di Trieste, tra cui Hausbrand, Wagner della Stock, i costruttori Cantarutti, Rostirolla e Fra Giacomo, l'avvocato Morpurgo, che è anche amministratore delegato della società, il signor Palladini e il friulano Bertoli delle acciaierie. $500 miliardi, 500 milioni di lire nel 1976, anni in cui un caffè costava 120 lire, un litro di benzina 300, una busta paga era di circa 150-200 mila lire, una bella auto come la Maggiolino costava 2 milioni e l'ultima Fiat 500R, prodotta nel 1975, costava 660 mila lire, mentre l'inflazione annuale galoppava con percentuali a 2 cifre. La SARM è la Società Adriatica di Ricerche Minerarie, nata nel 1973, il cui presidente è Giorgio Irneri, presidente anche dell'IOID Adriatico, mentre il responsabile è proprio l'ingegner Carminiani, compagno d'armi di D'Annunzio, con un curriculum incredibile. Il padre del Carminiani era assistente agli esperimenti di Marconi e imbarcato nel 1903 sull'incrociatore Carlo Alberto, mentre lui nel 1942 inventa questa misteriosa macchinetta per sondare il terreno, mentre sta lavorando all'AGIP. Esegue varie consulenze private e nel 1963, assieme al fisico Guiducci del CNR di Roma, affina il dispositivo per la ricerca nel terreno senza dover scavare, ma isolando dalla massa di messaggi che provengono dal sottosuolo solo quelli riguardanti gli idrocarburi. Carminiani ha maturato esperienza anche in America Latina e in Africa e grazie a molti successi guadagna molta fiducia nel suo metodo, che potrebbe rivoluzionare il mondo petrolifero diminuendo i costi dei sondaggi in modo significativo. A testimoniare la tanta attenzione nei suoi confronti, l'ingegnere dichiara in un'intervista che già nel 1942, nel suo rientro in Italia per ovvi motivi bellici, i servizi segreti italiani si preoccuparono di controllare in modo molto accurato i suoi bagagli, ma lui, uomo previdente, aveva già messo in sicurezza i suoi segreti, smontando e rendendo inutilizzabile il suo dispositivo. 19 gennaio 1976. La prima trivella si mette in moto e comincia la perforazione. 3 grossi motori diesel sostengono tutta la spinta necessaria per avanzare nel sottosuolo
alla velocità di circa 30 metri al giorno. La trivella è composta da 3 piccole teste dentate, di circa 15 cm l'una, e montate su un blocco grande come un pallone da calcio. Avanza macinando la roccia con l'ausilio di un potente getto d'acqua a pressione, che aiuta a sgretolare la roccia, che diventa sabbia e viene aspirata ed espulsa. Si lavora su 3 turni da 8 ore, quindi H24, e la notte la perforazione si sente bene nel piccolo paese di Oculis, ma anche a San Pietro a Natisone, di là del fiume Natisone. La roccia trasmette una vibrazione continua per i successivi 100 giorni. A febbraio si incontrano strati di roccia molto duri e si avanza solo di pochi metri al giorno. Si scende fino a 900 metri e le analisi dei 2 geologi francesi rivelano un ottimo segnale, presenza di gas nei carotaggi. Si continua a scendere, con entusiasmo, ma si arriva presto a un enorme bacino d'acqua. La delusione è grande, il lavoro rallenta e ora bisogna intervenire con la bentonite, che mescolata all'acqua si solidifica e garantisce l'attrito per continuare a trivellare e superare questo lago sotterraneo. I costi aumentano e i tempi si allungano. A inizio marzo si arriva a quota 1000 metri di profondità e ora si procede in modo costante e senza ulteriori imprevisti, ma ancora nessun segnale positivo. L'ottimismo comincia a vacillare e l'amministratore delegato della SARM, l'avvocato Morpurgo, dichiara in un'intervista che i reali obiettivi della società con la ricerca di Oculis sono l'esistenza effettiva di un giacimento di petrolio, un eventuale giacimento di metano che sarebbe altrettanto redditizio, oppure un giacimento di rocce bituminose che renderebbero l'estrazione non redditizia, ma confermerebbero comunque la validità dello strumento dei Carminiani. L'eventualità di non trovare nulla comunque darebbe soddisfazione per aver perseguito un nuovo metodo di ricerca innovativo. Il 19 aprile sono passati 3 mesi e viene raggiunta la profondità di 1600 metri, che è la profondità indicata dai Carminiani per il giacimento, ma ancora niente. Si scende ancora e si arriva a 1637 metri. Lo stanziamento di fondi si esaurisce e la trivellazione si interrompe, momentaneamente, in attesa di ulteriori decisioni. Trascorrono quasi 3 settimane senza riprendere il lavoro. Udine, via Bernardinis. Sono le 21:02 del 6 maggio 1976. Da poco si è fatto buio e il 18enne Mario sta riversando il disco in vinile dei Pink Floyd su audiocassetta.
terremoto del 76 sconvolge completamente il Friuli Venezia Giulia. Musica originale da audionautics.com, Opus One e Horror Drone. Ricerca storica, testo, montaggio audio e voce narrante Amerigo Dorbolowec. Stai ascoltando il podcast Il Confine, Storia Nord-Est.